Il Veneto è le sue ville, un modello unico. Sono 4.000 in tutta la regione e Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, nel Padovano, diventerà la vetrina della civiltà delle ville venete per i visitatori di Expo 2015. Una scelta fatta dalla regione proprietaria del complesso per far conoscere il bello del Veneto al turista culturale, quello che sceglie le città d'arte e che spende circa 150 euro al giorno contro i 70-80 del turista di montagna o mare. L'industria del turismo incide per il 10% del PIL veneto, pari a 10 miliardi. L'obiettivo in 20 anni è di raddoppiare queste cifre. Il Veneto non sarà durante l'Expo solo Venezia, la cui immagine è stata offuscata dalle note vicende giudiziarie. Dobbiamo mostrare la faccia buona di questa Italia, la faccia buona di questo Veneto, la faccia buona di tutti quei lavoratori, di tutte quelle persone che ci mettono cuore e passione. La faccia cattiva che esiste va attraverso quelle che sono le azioni giuste, debellata. Aggrappiamoci al bello, sembrano dire dalla regione, ai doni del genio di Andrea Palladio, che per esempio si presume abbia progettato il corpo centrale della villa di Piazzola sul Brenta. Qui si incontreranno le delegazioni che da tutto il mondo arriveranno da Milano per conoscere l'economia, il cibo del Veneto, la sua storia. I nostri giovani devono vedere futuro e il futuro è: vendiamo bene il nostro prodotto, perché a parlarci male, a parlarci addosso negativamente non facciamo l'interesse di nessuno. Arte, cibo e spettacolo, questi i punti di forza di Expo 2015 in Veneto, con la riproposizione del teatro del Settecento e una mostra tecnologica sulle ville storiche del territorio.